Grazie a tutti e adesso arrivano le belle. Non che noi siamo brutte, Però questo che ascolteremo adesso è un coro, una formazione femminile, una formazione che arriva da Mamoiada, diretta dalla maestra Maria Bonaria Monne, una cara amica che ho incontrato anche recentemente in conservatorio, diplomata in canto, ci accomuna lo stesso diploma, ci accomuna la passione per la musica, per il coro, per le voci, e lei sta portando avanti un progetto a Mamoiada interessantissimo. Addirittura hanno già pubblicato un loro lavoro, un loro disco, Prendas de Armonias, il nome del gruppo. Il disco è un lavoro che ha voluto recuperare le melodie antiche cantate dalle donne più anziane di Mamoiada. Un compositore ha avuto, adesso ricordami, Rizzu, giusto? Sì, Salvatore Rizzu, lo stesso un amico di Sassari se non sbaglio, ha avuto l'idea e anche la pazienza di andare casa per casa a recuperare le antiche melodie di Mamoiada e le ha trascritte per coro femminile, quindi le ha adattate con degli arrangiamenti, delle trascrizioni alla loro formazione. Una formazione che, come in tutti i cori femminili popolari, prevede 4 sezioni: soprani primi, soprani secondi, mezzo soprani e contralti. Qui abbiamo delle ragazze con un costume che non è il costume di Mamoiada, che però diciamo che rende bene l'idea e valorizza la loro immagine. Adesso io ti sposto un po' di roba. Maria Bonaria, vuoi dire qualcosa con il microfono? Prego. Sì, grazie. È un progetto, quello di cui hai parlato appena adesso, il progetto Prendas, che prende il nome appunto dal coro femminile, un progetto di ricerca delle melodie popolari femminili in particolare. E abbiamo voluto ridare vita però a queste melodie, quindi non limitarci a recuperarle registrando le persone anziane che ancora le ricordano, ma le abbiamo volute appunto, come dire, rivitalizzare, ridare vita a queste melodie e soprattutto armonizzandole a 4 voci, a 3 o 4 voci, abbiamo dato loro il valore un po' di musica colta. Grazie. Oggi canteremo proprio 2 brani tratti dal CD. Chi vorrà acquistarlo, il CD sarà in vendita più tardi. Grazie. Give me that old time. It's good enough for me.
It's good enough for me. It was good for your science. It was good for your science. It was good for your science. It's good enough for now. Avete capito che questo non era uno dei famosi brani di cui abbiamo parlato? Ho dimenticato di introdurvi. Era un Negro Spirituals, ovviamente. Adesso invece presenteremo due brani di Marco Maiero, uno Fiabe e poi Mani di Luna, nella versione esclusivamente femminile. Questo è un brano che abbiamo cantato anche noi prima e quindi questo vi fa capire quanto siamo uniti anche a livello subliminale.
Adesso è il momento di un compositore nuorese, Alessandro Catte. Eseguiremo quindi 2 poesie, 2 canzoni, Es una notte luna e Tre rosas. Es una notte luna, e con la luna tanto si girava.
E adesso finalmente i brani del CD, solo due. Uno i Gozos di San Cosimo e Damiano e l'altro una Duru Duru.
questa pizzina non si muoia mai. Aduduruduru, aduduru dai, aduduruduru, aduduru dai, aduduruduru, aduduru dai, aduduruduru, aduduru dai. Dai, bravissime. E bravissimi anche voi perché siete rimasti, perché non è facile avere un pubblico fermo lì per 2 ore. Io farei un applauso anche noi a voi. Federica, bravissima che sei rimasta. Anche Suor Damiana è rimasta? Sì, brava Suor Damiana. Io farei un altro applauso al coro Prendas de Armonias, tutto con la S, Prendas de Armonias, alla maestra Maria Bonariamon. Chiamerei qui con me Marco Lai del coro Voci Gogliastra, che un po' rappresenta il nostro coro, è un socio fondatore, anzi un'anima fondatrice. Chiamerei il maestro Zonca qui con me. Chiamerei un rappresentante del coro Santa Cecilia, il presidente Aldo Petucco. Saluto anche la mia amica Tetta di Mamoiada, ciao. Bravissima, ho apprezzato molto. Ci conosciamo perché ci incontriamo sempre, sì, tutte le volte che vengo qui alla musica vado a trovarla, cioè, passo per Mamoiada. No, vabbè, mi fermo a prendere un caffè, cosa c'è? Io direi quindi Marco di prendere la parola. No, ma mia moglie l'ho mandata via, se no non l'avrei detto. Buonasera, grazie a tutti, grazie alla musica insomma che ci tiene così felici e al canto d'insieme che insomma è quello davvero che ci riempie di gioia e di voglia di stare insieme, appiana tutte le difficoltà. Noi in realtà siamo un coro spontaneo, reduce diciamo è quello che rimane di un coro che frequentava la scuola civica di musica e abbiamo condiviso insieme agli amici di Arborea un percorso comune grazie al maestro Zinzula, che non finiremo mai di ringraziare insomma, per l'anima di tutto quello che facciamo. Detto questo, io poiché è tardi e insomma le persone hanno anche altre esigenze, passerei subito a consegnare ai cori ospiti ovviamente di Lanusei una targa che il nostro coro ha voluto donare loro. E quindi con piacere ne do uno al maestro Zonca, la rappresentanza del coro Notte in Toga. A me l'iniziativa non mi è dispiaciuta proprio. Un concerto per cori polifonici per la Fiera delle Ciliegie non mi sembra una cattiva idea. E mi piacerebbe poi omaggiare il coro Prendas de Armonias di Mamoiada, che è la prima volta che abbiamo qui con noi. Grazie mille. E ovviamente agli amici di Arborea, carissimi amici di Arborea, al presidente Aldo Petucco e alla novità di quest'anno, e cioè al trio Amame, che mi pare che non ci siano però, e lo ritira il maestro per loro conto. Grazie a tutti. Questo invece è un pensiero da parte del coro Notte in Toga. Non lo so. No, mi dicono che di scartare. Sì. È un po' fragile. Vuoi spiegare cos'è? Beh, questo è fragile intanto, è la presenza stata nell'Arcadia, è un momento su cui noi ci la nostra
È un monumento della città di Cagliari, la chiesa di San Saturnino è fragile. Noi facciamo le prove, sì. Noi facciamo le prove lì davanti e quindi abbiamo pensato di scegliere questo monumento. Vi ricordo di questa serata insieme e dell'ospitalità che ci avete riservato. Originalità, grazie molte per l'ospitalità. Perché mi sembra che stasera veramente in difficoltà. Grazie a tutti, allora grazie mille. A Trosando su Mellus, un saluti.